Novità e rinforzi in arrivo per le pubbliche amministrazioni dopo che il governo ha varato il decreto legge lo scorso 14 marzo che introduce l'obbligo di pianificazione del personale per la transizione digitale nella pubblica amministrazione. Questo decreto rappresenta un passo in avanti perché introduce strumenti che agevolano l'ingresso dei giovani nella pubblica amministrazione e danno stabilità ai lavoratori precari. Tuttavia resta aperto il tema della valorizzazione economica del personale comunale che continua a essere il meno pagato nel comparto pubblico, nonostante il crescente carico di responsabilità. Tra le misure introdotte dal decreto legge anche l'ampliamento delle assunzioni destinate ai giovani diplomati, come spiega Massimo Cavazzana, sindaco di Tribano e vicepresidente nazionale di ANCI. Potranno coprire fino al 10% delle nuove assunzioni nei comuni e nelle città metropolitane per favorire la loro formazione continua e dare la possibilità di accesso a un programma universitario chiamato Pubblica Amministrazione 110 e lode. Attrarre i giovani nella pubblica amministrazione è fondamentale, è un lavoro che stiamo continuando a fare e che ANCI vuole fortemente perché non abbiamo altre prospettive se non attrarre i giovani nel settore pubblico che altrimenti resterà scoperto e avrà gravi difficoltà.